Beh, l'Osteria della Libera nasce nel 1966, sempre portata avanti prima come Enel, dopo come osteria e dopo come ristorante, dalle due sorelle, Trattoria Libera e Angelina. Mi sono subentrato 25 anni fa, 26, adesso non mi ricordo bene perché comincia a passare gli anni anche per me e ora mi pare sempre di essere ancora giovane. Sulla mia cucina c'è la tradizione e rimane la tradizione, perché si parte tutta dalla tradizione, quindi conoscendo la materia prima si è già una conoscenza della tradizione. Viviamo in un territorio bellissimo che è fatto di agricoltura, che è fatto di pesca, che è fatto di carne, quindi quella parte già di tradizione. Io come giovane cuoco, mi ritengo giovane, penso solo alla tradizione però alleggerendola. Il piatto che faremo oggi sarà un raviolo a base di patata di Moriago, all'interno che ne una crema sempre di patata che serve per tenere fermo il tuorlo. E chiudiamo con l'altra base dell'impasto. Devo schiacciare piano piano perché con una pressione un po' più forte si rompe tutta, si butta in acqua e si ammuove leggermente per un motivo, perché se no la patata si attacca sul fondo. Questi ravioli qua, come tutti i ravioli, vuol farli uno per uno e scolarli uno per uno. Qua dentro ci hanno insegnato proprio che tutti devono far tutto, che tutti devono saper pelare una patata, anche se sembra semplice, schiacciarla per poter portare avanti un gnocco, un raviolo, una base qualsiasi. Io lo sto insegnando ai miei figli se lo vogliono imparare, se no ognuno si sceglie la sua strada, no? Però mia madre me l'ha insegnato da piccolo, mia zia me l'ha insegnato da piccolo e io piano piano me lo sto portando avanti per insegnarle un futuro a qualcuno che ha voglia, se ha voglia, di impararlo di nuovo.